Crisi fra Russia e Ucraina, ora le possibili ripercussioni anche sulle famiglie venete. Sono 10.000 cittadini ucraini impiegati come colf e badanti in tutta la regione. In caso di escalation potrebbero decidere di tornare in patria e ricongiungersi ai loro parenti. Dario Giordo. Aiutatemi a trovare una sostituta perché sono sicuro che la mia badante adesso uscirà dalla casa. In Veneto ci sono quasi 17.000 persone provenienti dall'Ucraina, 10.000 di queste impiegate come lavoratrici domestiche, il 46% colf e il 53% badanti. Uno scenario che la crisi russo-ucraina rischia di modificare radicalmente, come rileva il terzo rapporto sul lavoro domestico dell'osservatorio Domina. Possiamo immaginare che i lavoratori di nazionalità ucraina residenti in Italia vorranno tornare, se ci sarà un'escalation, nel paese di origine per ricongiungersi con i familiari e decidere da farsi. Quindi è chiaro che molte famiglie italiane si troveranno improvvisamente a dover gestire una situazione un po' difficile, quindi trovare una sostituzione. Fuga in caso di escalation, ma un eventuale ritorno sarà complicato. Una provincia come Padova, che ospita 8.000 colf e altrettante badanti, potrebbe trovarsi improvvisamente in difficoltà. Non sappiamo neanche poi l'uscita dal paese se sarà come avviene adesso, per cui chiaramente andrà a impattare un pochettino su tutti i paesi europei e l'Italia è il primo paese per presenza di ucraini nel proprio territorio.